ascolto tanto i tecnici della fiscalità, non li ascolto perché mi vivo anche in un altro mondo, che mi avevo spogliato di tutti i beni nel passato, perché esiste due dimensioni dell'uomo, dell'essere. C'era un bel libro che ho scritto 40 anni fa, Eric Fromm, c'era essere e avere, e io ho deciso di essere, però vivevo in un mondo delle persone che decidessero di avere, e ricordevo una roba però, che nel momento che altri capì e vivi per accumulare, per avere tutta la vostra vita, rinunciai al vostro essere. E mi vedevo in questo 30 anni fa, e vedevo i miei colleghi, vedevo le persone intorno a me che le cresceva tutte per avere, e accumulava capannoni, e accumulava denaro, e accumulava beni materiali, gloria, e mi invece ero sempre senza schei, avevo una barba lunga, giravo il mondo, andavo nelle librerie, leggevo il libro dopo, perché non potevo pagarlo, allora stavo in libreria, me lo leggevo tutto, e dormivo col sacco a pelo, studiavo, per essere. E capivo robe che tutta questa gente che accumulava non capiva, cioè tutti i altri, o quasi tutti, scusate la presunzione, non dovevi capire una tega. Guardate il tiro, dove trovavo? Allora, no, dopo ti spiego magari i dettagli. Ho fatto tanti sacrifici, sempre, perché per me era più importante avere un libro che avere un bel par di scarpe, o avere un bel vestito, o andare fuori con una bella tosa, e non avevo donne intorno, magari c'era anche bello come tu, che sicuro bravo a parlare, cioè, niente scherzo. Una donna a me non poteva mandarmi niente, magari un bel discorso, perché zero, ma non vedo. E tutti mi dicevano: ma ti non te metti via il pensiero, ma ti non ti fai, non ti pensi a mettere via scheda a comprarti la cosina, il capanò, il lavoro, ma ti non ti pensi al futuro? Ma mi vedevo il futuro, signori, perché non sono mondo, mi studiavo per capire il mondo, e dico, visto dove che andava il nostro mondo, lo vedevo ogni momento. Mi sono stato tra i primi ad andare in Est Europa, vedevo cosa che c'era in Est Europa, ho capito tutto quello che succedeva là, ho fatto previsioni, e dove che volete le persone, le che là, le persone diventavano ricche, lo favo gratuitamente perché vedevo roba che Vati non vi immagina neanche, perché mi governo gli occhi. Roberto gli occhi perché avevo deciso di essere, e invece Vati gli occhi di Gavissalati perché mi decidesto di avere. E allora si sta così intelligenti deve essere un capanò, andare in una banca, ipotecare tutto il cazzo che avevi, anche la vostra moglie da ipotecare, non avevi neanche paura di ipotecare qualsiasi roba, non avevi neanche gli ordinativi e non sapevi neanche cosa che succedeva dopo 6 mesi, ma non avevi questo, che avevi ipotecato tutto, perché mi lo so cosa che avevi firmato avanti, cambiare, avevi portato a firmare il vostro padre, il vostro nonno, i campi, la terra, tutto quanto, per una speranza. Boh, adesso c'è qualcuno che vi domanda che vi dice non stai più pagato, perché non avevi più nessuna speranza, non avevi più niente a perdere. Allora, se avevi avuto l'operaio 30-40 anni fa di ipotecare tutto per costruire il nulla, per costruire della terracotta, dei capannoni senza valore, adesso non avevi il coraggio per 2 mesi di non pagare, come minimo si dei coglioni per me se non avevi il coraggio a non pagare adesso. Ma se non che ridissi, io ridere sulla vostra miseria. Cosa sei 2 mesi? 2 mesi li mettevo in ginocchio questi stronzi qua che negano di la vita. Li mettevo in ginocchio, signori, lo dico mi. Volevo o non volevo mettere in ginocchio? Sì. Lo volevo fare. Boh, che avevo il coraggio 30 anni fa di firmare, di dare tutto. E non avevi davanti nulla.
nulla, adesso cammina avanti qualcosa, cammina grande speranza. Allora, 4 mesi non stai pagando, prima sei pronti a pagare tutto per nulla, adesso cammina speranza seria e sì al muro, perché comunque avevi perso tutto, perché qua siamo di andare alla deriva, questi qua non hanno nessun progetto, questi qua, se qualcuno deve altri si studia la storia di genocidi, no? Mi lo cosa detto, la storia degli armeni, sapete cosa che ha fatto questo con gli armeni, turchi? I cacciapari armeni, e che sono messi a fare in giro a vagare per l'Anatolia, così, a sciuso, no? A caracol, a farli morire. L'unico progetto era quello di portarli a fare una marcia verso il nulla. Li ha visti morire di ferite, di fame, di esaurimento, dei, femmine, picciotti, uomini di Rosacopai. Ecco, lo Stato italiano, l'associazione criminale, perché si dice criminali, lo ripeto, i politici italiani si dicono criminali in giacca e cravatta, i magistrati, i prefetti si dicono criminali in giacca e cravatta, gli esecutori, il bulldog di questo sistema che c'è la Guardia di Finanza che viene davanti a terrorizzarle, i sedi criminali legalizzati, poi si devono legalizzare il crimine, ma non che sia un obiettivo in questo, attenti bene, perché quando mi faccio un sacrificio lo faccio perché domani voglio tirare qualcosa, ma questi non hanno un progetto, questi paesi solo devono tirare a campare, questo è il termine, e si devono portare verso il nulla, verso la morte, l'esaurimento nervoso, la distruzione, nulla. Si deve rovinare la vita a questa gente, perché questa gente qua non venicava niente se non più occupato, guarda fa 5, cioè mi costava le bandiere, ma sapevo che cazzo mi aveva fatto la Guardia di Finanza l'altro giorno? Ha detto, beh, questa fattura qua da 10.000 euro per noi non è reale, perché noi abbiamo bisogno di più soldi a Bergamo. Ha detto, vale 20.000, perché voi valiva? E si è aggrappata loro, si fa tutto loro e si fa la butti qua. Ma questo è un crimine, signore, è un crimine legalizzato come macchinette sulle strade che vuoi fare foto a 50 all'ora sui rettilini a 4 km. Ma non vengo più a avere una cozzaglia dei criminali che adopera la legalità per legittimare il crimine, semplice. Quindi la nostra battaglia non si pagare le tasse, prima di tutto si deve diventare coscienti che esiste dei criminali al potere, che noi abbiamo delegato e che siete delle persone al potere che sono immorali, signori. Quindi la nostra lotta deve essere una lotta morale, una lotta giusta, per la verità, per migliorare l'uomo. Perché questa gente non serve più l'uomo, non sei più filantropico con cui si deve fare sti farabutti in giacca e cravatta. Ricordatelo, questa gente qua si deve distruggere l'uomo, si deve distruggere le nostre famiglie, la nostra esistenza, il nostro avere e anche il nostro essere. E allora per prima cosa la nostra è una battaglia morale, e ognuno deve anche da insorgere, perché qua si tratta di ribellarsi per creare un mondo migliore. E è una ribellione morale questa, etica, prima di tutto è etica. E quando viene sti bulldog nei vostri uffici, quando qualcuno vi minaccia, ricordate che va a applicare una forza superiore, che non sia la forza di Skei, ma sia la forza della giustizia. Non capite avere paura, capite essere di leoni, perché c'è una lotta etica la vostra. C'è una lotta per la giustizia, ricordatelo, si tanti Robin Hood. Robin Hood lo amiremo perché? Perché c'era nel giusto, c'era nell'illegalità magari. A me qua non so neanche che devo parlare di illegalità perché se non devo parlare di esenzioni fiscali. Perciò non capite aver paura. La nostra è una lotta giusta. Si deve fare del bene in questo momento. Si deve farlo per tutti. E ognuno dei altri che apre l'esenzione fiscale e ognuno dei altri che resta fermo là al suo posto senza aver paura, non si deve lottare per se stesso solo, ma si deve lottare anche per il suo vicino, per dargli un futuro a lui, per il suo figlio e per quelli che vengono dopo denaro. Non ho più niente da dire.